Bene domenica, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostre cur e che resti. Il Vangelo è quel di Luca. In che volte, in tant caliere sulla rive del lago di Genezaret, e la folla si stringeva attorno di lui e ascoltava la parola di Dio, Gesù aveva veduto due barchi suedi sulla rive. I pescatori si erano dismontati e erano a daur a lavare le loro reti. Alle montate un tunnel di che sbarchi, che era di Simone, e lo ha pregato di slontanarsi un po' da rive. Si è sentata e si è mettuta a insegnare alla folla, stando sulla barca. Finito di fevelà, gli ha detto a Simone, va la calefont e butta le reti insieme ai tuoi compagni per peschiare. Ma Simone risponde, Mestre, ho ben sfadiato tutta la notte senza chiappare neanche un pes. Però sulla tua parola o butterai le reti. Li siamo buttati e hanno chiappato tanti che il pes che le loro reti si attaccavano a sprecciarsi. Allora hanno chiamato i compagni di che altre barche perché venissero a dare una mano. A sono venuti e hanno riempito tanto le due barche che di botte rischiavano di lasciare. Viodin che queste robe Pieri si è buttato in genoglone davanti a Gesù, dicendo, slontaniti di me, Signore, che sono un peccatore. Difatti, Pieri e tutti che erano con lui e sono restati scaturiti di tanto pesce che avevano pescato. La stessa roba era tocchiata a Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Gesù gli disse a Simone, non stave pure, di come in davanti tu sarai pescatore di uomini. E allora loro, menati le sbarchi a terra, e hanno lasciato tutto e sono lasciati da ur. Allora il Vangelo dei momenti quando si è strax, quando si è avvilito, tu capito? Ho imparato di lui come reagì a quei momenti lì, perché lui aveva fatto fallimento a Nazareth. Poi bene, si chiappa su e al va di un'altra banda, chi non mi chiappano voi, e di fatto le prende in lì attorno al lago di Genezaret. E lì al chiate, due barchi suedi saldis, perché che i pescatori non avevano pescato proprio tenuie, avevano nome sporchiati le reti in Kenyot, e sono che li slavi. I momenti suedi, ecco, quando non sapevano di non combinare nuie, quando non sapendo la buttare il chiaf, quando di fatto non sapevano proprio di non valere nuie, che lì è il momento del vuoto, e per i vuoti lui alle bon di entrare per gli planus di lui. Tanto è vero che al monte sono tune di che sbarchi che era di Simone e lo predi slontanarsi. Ecco, lo predi slontanarsi chi derive, ma montà dentro tal nostri cur quanca le vuet e non spre di slontanarsi de robe che non se che stin vivendo. Di viodile di lontano, perché una roba se la viod ben quanche si slontani si die. E sore tutti viodile qui soi voi, che è l'importante, perché tutti i momenti delle nostre vite hanno un senso. E quando non noi che abbiamo un senso, o di là di lui a domandare. E come di fatto lui alle sulla barchie cal insegne. Al pues dinus no, viot che moment che a ti sa me senza sens, che ti fa spatie vonde, al ven ave un sens. Culla dal team non stava pure e culla dal team interrogando lui, si può arrivare a capire il sens dal no sens delle nostre vite. E al dis di fatta Pieri butta la rete un'altra volta, la calefont, che vuol dire in pratica va dal pui fond dal tocur, là alle un poch che la fuarce non finis mai. Là è nell'us che non si distude mai. Tu hai dentro il Spirito Santo, va dal fondo di te stesso, che la tua vita non finis mai di che bande lì.
Allora Pieri dice prima di tutto che quando l'è lata pestia lui, non l'ha pestiato noi, però come è disposta a pestia, a vivi sulla sua paraule, a cercare di capire che il no senso della sua vita proprio aiutato di lui. Ecco, questa è ciò che ci domanda è la parola di Dio. Io dico sempre che io di lei la parola di Dio, perché quando tu leggi la parola, tu vieni via di lei mai come quando tu sei arrivato. Quando tu leggi la parola, tu vieni via con una luce nuova, con una forza nuova. Sulla tua parola io butterai l'Israele. Torna a vivi mandas però di lui. E c'è succede che ti ha pintando che il pesce mai. Ti ha letto, a me venta al chiaf di una femmina che come è alla chiesa di riposo e che mi contava che la sua vita è stata un fallimento perché le fallite nel matrimonio, con ha son problemi. La salute soprattutto, la salute, tanto è vero che non arriva a reggere la sua vita e io lì ti chiesa di riposo. E mi diceva, però se io avessi avuto grandi risultati, se io avessi la salute e mi perdessi a fare tanti robi per dire che sono brave, non lo avrei schiattato lui. C'è che pestin all'el tan pesse è vero, ma soprattutto lo pestin lui. E Pieri, quando arriva a riconoscere che l'uomo plì come quel che gli ha fatto fare una pesce meracolose, al dice slontaniti di me. Allora la vecchia religiosità, la religiosità che quando tu vai donde dal Signore, tu vedi le differenze di lui e tu dici che sono un peccator. E è fatto per riconoscere i nostri peccati, quindi confrontarsi con lui. Ma la conclusione di Pieri è slontaniti di me tanta di alla tagliaf che il Dio che io il bene ai brassi, ai bois e ai biei. Che femmine invece a me mi ha detto e io ringrazio il Signore di tutto che mi è succeduto, perché non sarei come con Lui a passare le giornate che non sono mai da sole, o sono sempre in compagnia con Lui. Guadagnalo Lui, proprio dai momenti felici della nostra vita. E lui al dice, non stava pure di come in davanti sarà pescatore di uomini. Tanto ha detto, la razza contaia che altri, che non sono mai felici dal tutto, che tutto ha fatto l'esperienza di fatto che il fallimento umano ha una porta viarte verso il Signore che arriva dentro di noi e mediante noi arriva a fare che a noi sembrava impossibile. Io come quintri prove dice che ha detto a Pieri, io hai che femmine lì che ho raccomandato, conte a tutti la tua storia perché tutti e puoi fare in modo di avere speranze, anche le situazioni spies che urtocchino. E di fatto loro dal momento hanno abbandonato l'Israele e sono là. Si poteva benissimo fermarsi, avendo che tanto peso e attirare i bes di quel tanto peso. E dici grazie a lui e la salula. No, la conquista più grande dai nostri fallimenti è avodarsi a lui e tignilo lui. È perché che come facciamo la preghiera. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, nos avevano detto che avevano 10 buoni perché tu nos volessi bene, perché lo avevano migliore sta lontano di te. Ma tu hai mandato Pieri a predicare la tua salvezza proprio quando lui si è detto peccator. Anche a noi non stocchia come a Pieri di Dio di nostri peccati, proprio questa donna di te, che tu sei, c'è che tutti no, o vorresti niesi. E vi ho detto che tu non schiappisci molto così, o fai esperienze dal tuo perdono, e così ho in stato di là a predicare che dopo sbagliato si può sempre tornare a cá con te, che ogni peccatore è sempre più grande al suo peccato
e che i nostri desideri pui biei e grandi sono veri e con te puoi diventare. Pensa tu. Se per mostrati te non avessi indiesi perfetti, o saresti in buoni di parati in bande te e fasensi biei noi di predicare noi stessi. Amen. Allora, teniamo a mente la lezione di noi. Per noi, che è che non conventre essere perfetti perché Lui nos mandi. Stin attenti. Noè all'era un chiocchele e con Noè la umanità e la in davanti anche dopo dal diluvio. Mosè era barbot e è diventato il liberatore del popolo di Israele. San Paolo era un persecutore di cristiani e è diventato un apostolo. Vedete? Lui al chiappe c'è calà e se che lo seguis, lo fa diventare c'è che non l'avrei mai creduto di diventare. Visiti! Buone domeniche e mandi.